Allora, io farei ancora un'ultimissima domanda, che è, visto che siamo a Cipressa, e lei si è definito un cipressino, diciamo così, come mai lei, visto che ha girato a tutti i posti d'Italia, ha deciso di prendere una casa qua a Cipressa? Cosa le piace di Cipressa, del territorio ligure e del Ponente in particolare? Cosa ne pensa anche comunque delle persone, visto che tutti dicono che siamo un po' chiusi? Ma oramai mia moglie ed io, la nostra famiglia, siamo a Cipressa da una decina d'anni e da 10 anni a questa parte non possiamo fare altro che confermare il nostro giudizio estremamente positivo. Ci siamo arrivati un po' per caso, ma appena arrivati ci siamo innamorati, non è un'esagerazione, di quello che vedevamo, e allora quando abbiamo trovato una possibilità di sistemarci l'abbiamo colta al volo e ci troviamo sempre meglio perché stiamo bene, ci piace il posto, ci piace la gente di Cipressa, gli amici di Cipressa ormai ci hanno accolto molto bene, qualcuno ogni tanto rifornisce la mia cantina e questo è anche molto importante, non so che ringraziarlo visto che è laggiù, ma è per scherzare. Ci troviamo bene, quando ci si trova bene e ci si trova come se uno si sente di casa, uno come gli altri, con facilità, con semplicità. Il regalo più bello quando uno viene qui per staccare, per distendersi, per non pensare ad altro che non sia ricaricare le pile. E questo succede da 10 anni a questa parte, motivo di grande riconoscenza da parte mia nei confronti di tutti quanti coloro che abitano a Cipressa, che ci considerano ormai dei loro. E del Ponente so poco, perché io mi sento molto cipressino, lo sarò sempre di più quando andremo in pensione, quando andrò in pensione, mia moglie è già in pensione da un po' di tempo. Cipressa sarà il nostro buon ritiro, chiaramente, ma sono ancora un bugianen, come si dice, ecco, e quando sono qui a Cipressa non mi muovo, quindi del Ponente conosco ancora troppo poco. Quando sarò in pensione potrò poi, la prossima volta che presenteremo un libro, parlare anche del Ponente.